E un consiglio per gli acquisti, nel senso che noi abbiamo fatto un disco come tanti artisti e come un celebre jazzista diciamo spesso ai nostri concerti che se volete un ricordo della serata e vi è piaciuto il concerto comprate il CD perché è la stessa cosa. Se invece non vi è piaciuto, compratelo lo stesso perché è una cosa completamente diversa.